Marina, ben arrivata a Venezia, com'è stato questo arrivo? È stato bagnato sicuramente, quindi arrivo bagnato, arrivo fortunato e speriamo appunto di portare fortuna a questa 80ª mostra d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. È un grande onore per me essere qui e soprattutto un anno così importante. Quando vi è stato comunicato, così proposto di fare da madrina al festival, cosa ha pensato? Non me lo sarei mai aspettata, sinceramente sapevo di essere nella rosa, però avrei immaginato giustamente un'attrice emergente, un'attrice giovane che porta sulle sue spalle il futuro del cinema italiano e quindi non me la sarei mai aspettata, è stato veramente un grande regalo e spero veramente di non deludere Alberto Barbera domani sera. Non è una rinascita ma è sicuramente una conferma che il cinema italiano è veramente importante e si vede appunto anche nella mostra internazionale qui a Venezia. Venezia per me è veramente un luogo che ahimè conosco molto poco da turista, però tante volte qui per lavoro, quindi mi auguro che porti ancora più lavoro e ritornare spesso a lavorare a Venezia. Io non sono contro il turismo, al contrario, però credo che si possa fare un turismo intelligente affinché la bellezza di Venezia non venga distrutta, ma nello stesso tempo i commercianti, i ristoranti, gli alberghi possono vivere, quindi credo che in tutto, usando l'intelligenza, si possa fare qualsiasi cosa. Un abbraccio agli spettatori di Antenna 3 e vi aspetto qui alla Mostra di Venezia.